Bentornati in diretta, 9:04 del mattino. Allora diamo subito il buongiorno a Francesco Comauri del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Allora, come gli altri componenti del Movimento, siete impegnati in questo periodo nell'iniziativa che si chiama Nova Parola all'Italia, un'iniziativa di carattere nazionale, di ampio respiro. Vogliamo parlarne di che cosa si tratta, che cosa state facendo e tentando di raccogliere con questa iniziativa? Innanzitutto Nova è qualcosa di rivoluzionario nel panorama politico, mi spingo a dire non solo italiano ma anche mondiale, perché al momento non c'è notizia di un qualcosa che sia avvenuto su così larga scala, cioè a livello nazionale, per la costruzione di un programma di governo che coinvolga tutti i territori, tutti i cittadini attraverso una metodologia che è già diffusa dagli anni *80, che si chiama Open Space Technology, che è un metodo collaborativo che riesce a mettere insieme anche centinaia di persone dentro una stessa sala e arrivare a produrre tavoli di lavoro, quindi strumenti collaborativi di risoluzione dei problemi, di discussione, di dibattito, per poi riuscire a produrre quello che è un report di quello che si è discusso durante l'arco della giornata e avere quindi un contributo fattivo. Questi contributi sono poi raccolti all'interno di una collezione. Nova è stata fatta in contemporanea in tutta Italia in 105 location, quindi praticamente una per provincia italiana, a Trieste, a Pordenone, Udine, Gorizia per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. E questi report saranno poi raccolti all'interno di una sintesi che viene fatta grazie a una società che si chiama Avventura Urbana, che sta coadiuvando il movimento in questo processo partecipativo. Una volta raccolta questa sintesi, ci saranno 300 persone raccolte con campione statistico tra i partecipanti che hanno partecipato a questi eventi, per poi raffinare quello che diventerà poi il programma di governo della coalizione progressista, quantomeno le basi che sono state gettate. Perché tutto questo processo? Perché il movimento ha voluto investire, anche, possiamo dirlo, milioni di euro in un'attività di questo genere. Perché è importantissimo che il prossimo governo di una coalizione progressista parta da quelle che sono le reali necessità degli italiani. Questi eventi di Nova non sono stati eventi degli attivisti del movimento, degli iscritti del movimento, sono stati eventi aperti a tutta la cittadinanza. Infatti non vogliamo avere quantomeno una visione solo interna, dobbiamo per forza di cose aprirci alla cittadinanza, aprirci ai problemi reali delle persone. C'era addirittura un obiettivo stringente che ci è stato dato, che era quello di garantire che non ci fosse più di metà della presenza di iscritti al movimento, e a Trieste siamo anche riusciti a raggiungere 2/3 di esterni al movimento, quindi cittadini comuni, e soltanto 1/3 di iscritti al Movimento 5 Stelle, quindi proprio nell'ottica di un'apertura completa, insomma, a tutti i cittadini, a tutti coloro che vogliono apportare qualcosa, insomma, di proprio a questo progetto. Sta andando quindi bene, insomma, in particolare qui a Trieste. C'è stata una ottima risposta da parte della cittadinanza. Avevamo qualche timore che ci potesse essere, insomma, la ritrosia, insomma, il movimento non va forte al nord, lo sappiamo tutti, quindi c'è una difficoltà magari anche ad approcciarsi a una figura che è considerata in secondo piano eventualmente sulla politica locale. Invece ci sono stati un numero di partecipanti quasi pari a 100, che era la capacità che ci aspettavamo per quanto era stata commisurata la dimensione degli spazi dedicati a questo.
Benissimo, quindi è una buona esperienza. Fra l'altro l'ospite precedente so che si complimentava con voi proprio per la buona riuscita. Lo ringrazio, no? di nuovo. Ecco, quindi anche da giovane, diciamo, pur appartenente a un'altra area politica, no? Un'altra sfera. Allora, ci sono delle mail che arrivano al nostro indirizzo. Prima volevo far vedere anche la vignetta di Marco Englaro, che ci propone di sorridere su un fatto di cronaca che ha fatto molto discutere. Allora, la possiamo far vedere, la vignetta di Marco Englaro: in piazza Libertà se arriva un treno dei minori emigrati da Marostica, compremo merendine che ne toccherà mantenerli. E qui insomma ci riporta con un sorriso al caso della classe da Marostica che è stata portata appunto in piazza Libertà per conoscere le difficoltà della rotta balcanica, che ha creato davvero grande polemica, no? Con tanti commenti insomma sì, ho varie parti politiche. Commenti, diciamo, in entrambe le direzioni, chi era favorevole e chi era contrario, però una cosa che vorrei dire è che la conoscenza non dovrebbe essere mai un qualcosa di negativo. Conoscere come sono le dinamiche di flussi migratori della rotta balcanica, che investe Trieste come porta diciamo, dell'Europa centrale rispetto a quella che sono gli stati dell'est, aiuterà poi questi giovani, questi bambini delle elementari Marostica a quantomeno avere un reale riscontro di quello che eventualmente hanno letto sui libri di testo, su articoli di giornale che gli possono essere presentati durante le lezioni di italiano, comunque di lettura dei testi, e anche capire quello che è un po' il contesto che riguarda il nord-est. Mi fa piacere che ci siano delle scuole che arrivino appunto da vicino a Bassano sul Grappa, quindi non parliamo della regione ma parliamo anche del Veneto, quindi un'intera area del nord-est che si interessa ai problemi di Trieste. Questo è anche un segnale positivo. Un bel segnale. Insomma, qua c'è stata la raccolta di firme anche a sostegno, no, delle maestre proprio lì a Marostica, c'è stata questa iniziativa. Come vede insomma, questo appoggio da parte della cittadinanza locale? Sì, quindi penso che sia stata anche una scelta condivisa, vedendo poi quelle che sono state le attività di sostegno che sono arrivate dalla cittadinanza. Non penso che si è parlato di una sorta di instillare la propaganda ai minori per quanto riguarda... Si è parlato di lavaggio del cervello. Esatto, lavaggio del cervello, però sono... innanzitutto conoscere la propria realtà in cui viviamo è importante, dall'altro lato anche la questione del aver fornito ad esempio un pasto e degli indumenti sono opere di carità e che comunque fanno parte dei valori italiani e anche eventualmente cristiano-cattolici, quindi mi fa anche un po' strano che derivino proprio da quelle degli esponenti di forze politiche che sono anche più conservatrici e quindi più orientate a quelli che sono i valori anche della cristianità, a andare invece contro qualcosa che secondo me ha molto di cristiano. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Buongiorno. Vladi, buongiorno a lei. Buongiorno, naturalmente i miei commenti sono completamente contrari a quello che viene tentato di far vedere e di far conoscere. Allora, dei bambini di 11 anni non verrebbero mai portati in una mostra d'arte o in un museo a vedere un Rembrandt o a vedere un Guttuso o quant'altro, perché a 11 anni ci può essere curiosità ma non capacità critica di discernere e di capire. Dunque leggo di firme raccolte, centinaia di firme raccolte a favore dell'iniziativa di questa maestra di Marostica. Sì. Allora io polemicamente dico, ma perché fermare tutto a una maestra di Marostica? Ci sono tante città, tante maestre che vorrebbero venire a vedere il disagio di quei disgraziati che dormono per terra. Allarghiamo dunque un po' a chi vuol venire. Avremo comitive di bambini, 11, 10, quello che è, 12, che vengono a vedere le miserie di Trieste e tornando a casa diranno: mamma mia, lo sai cosa ho visto a Trieste, mamma? Dei disgraziati che dormono per terra, abbiamo portato un panino, abbiamo portato eccetera eccetera. Naturalmente visitando un museo o visitando una mostra d'arte
non si possono portare via dipinti, non si può portare via niente, a parte un simpatico film con Checco Zalone, ma quello era una provocazione. Certo. Se qualcuno di queste maestre poi interessasse alla città di Marostica o di altre città a dire perché non ospitiamo noi, facciamo vedere a Trieste quanto siamo bravi noi, ospitiamo un po' di questi ragazzi, di questi uomini, portiamoli a Marostica, portiamoli a conoscere la realtà di Marostica. Comunque, se no, vedremo delle comitive di bambini che verranno portati a vedere le miserie di Trieste. È giusto cercare una sistemazione per questi attualmente 200 disgraziati che vivono lì in attesa del permesso di soggiorno, eccetera. Ma via questi 200 ne arriveranno altri 200, come altre centinaia sono arrivate negli anni a Trieste. E il Comune ha dovuto cercare di spostarli, mandarli, eccetera. E la soluzione non è quella di far venire i migranti e far venire bambini a vedere come vivono. La soluzione sta a monte, bisogna migliorare le condizioni di vita nei paesi di arrivo, qui parliamo di rotta balcanica. Ma se dovessimo parlare dell'Africa o di altre realtà, noi siamo chiamati a dare 5 euro al mese, 10 euro al mese per delle povere persone, bambini che soffrono, per esempio in Africa, laddove ci sono nazioni come la Francia in primis, poi la Cina, anche la Germania, i paesi arabi, che stanno letteralmente succhiando il sangue agli africani, e noi dobbiamo mandare 5 euro al mese, mentre i satrapi del luogo, d'accordo con Francia, Cina e quant'altro, stanno prosciugando tutte quelle risorse. Speriamo di non avere continuamente comitive di bambini che vengono dalle varie città d'Italia a vedere le miserie di questi poveracci che arrivano. E sono altre. Capito, Vladi, grazie e buona giornata. Allora, come commenta questa telefonata? Ringrazio per gli spunti che sono veramente tantissimi, hanno toccato tantissimi piani dal locale alla politica internazionale. È vero. Vorrei partire da una questione che non vorremmo vedere i bambini venire a fare le visite qui, perché arrivando alla radice del problema vorremmo che il problema fosse risolto, quindi non ci dovesse poi essere la necessità di portare le scolaresche a visionarlo proprio qua a Trieste. Però è una presa d'atto di realtà che io ribadisco, fa bene avere determinate conoscenze su quella che è la realtà, non solo quello che si legge sui libri, e se l'evento capita a Trieste, la situazione a Trieste, è anche corretto che possano accedere in maniera ovviamente coordinata anche le scuole, non solo di Marostica ma anche di altri luoghi d'Italia. Per quanto riguarda il problema migratorio, si è toccato il punto di, certo, il continente africano che è soggetto a ancora il colonialismo, delle formazioni, diciamo, dittatoriali locali, per cui l'instabilità di quel continente è purtroppo un grosso problema per quanto riguarda poi quello che è l'arrivo dei migranti in Europa e soprattutto passando per l'Italia. Come lo va gestito questo problema? Non certo le maestre di Marostica se ne devono occupare, ma è una questione di quello che fa la politica, soprattutto a livello nazionale. Ricordiamo che in questo momento l'Europa sta investendo una quantità enorme di denaro per quanto riguarda il riarmo, perché sta guardando a dei fronti che si potrebbero aprire eventualmente, e io spero ovviamente che questa opzione sia scongiurabile in tutti i modi e che questi fondi vengano invece investiti sulla popolazione europea. E ci sono degli attori europei che hanno ancora dei collegamenti per quanto riguarda interessi economici nel continente africano, nel Medio Oriente, per cui siamo noi stessi europei che stiamo creando l'instabilità di cui poi ci andiamo a lamentare e che dobbiamo anche gestire. Allora, dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria, ma vedo una telefonata in arrivo, allora sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Gentile dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Maurizio. Buongiorno Maurizio. A me piace andare oltre le cose.
Allora, cominciamo subito con la roba più interessante. Il fatto di questi bambini che sono venuti, questo e quello. Allora, questo è un fatto. Quello che mi sconcerta è la reazione del nostro sindaco. Questo non va, perché un sindaco davanti a un problema non può dire io denuncio, quando c'è un problema io chiudo. Non si può. Un sindaco avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso, con un po' di più classe. Ecco, e poi le dico cosa intendo io per più classe. Ecco, questa è la prima cosa. Avrebbero potuto dire anche quei bambini delle belle cose, avrebbero potuto dire qui una volta, dove vedete questi signori che dormono, c'era un teatro dove si faceva musica, dove si facevano cose. Questo è stato demolito per non fare niente. Ecco, neanche un supermercato, che è il suo hobby principale, aprire supermercati ovunque. Ecco, seconda cosa, io da una persona di cultura, perché non dico cultura, non vuol dire essere andato a scuola, vuol dire aver vissuto e aver capito qualcosa della vita, non solo il denaro. Ecco, io penso che avrebbe potuto dire questo, visto che tengo giusto che i bambini vedano le cose. Guardi che viviamo in un mondo in cui addirittura quando muore il nonno non portano il nipotino al funerale. Invece la vita è fatta anche della morte, è fatta anche di gente che viene, che dorme per strada. Non dico di presentarlo in 11 anni, però avrebbero potuto dire guardate, senza che i poveri bambini facciano tanta strada, i prossimi 200 migranti che partono li mettiamo su 4 corriere e vi li mandiamo a Marostica. Così potrete vedere a casa vostra come sono le cose, vedrete come si gestisce e capiremo la differenza. Questa sarebbe stata una risposta con più classe. Grazie. Capito Maurizio, grazie a lei. Allora, anche grazie Maurizio per le idee chiare per sulla le spunti, di cui insisto nuovamente, non è un problema della città di Marostica, è un problema che investe tutta l'Europa, quindi quantomeno deve essere gestito a livello nazionale. E abbiamo comunque un governo ormai in carica da 4 anni di centrodestra che ha fatto della sicurezza e del controllo dell'immigrazione un suo cavallo di battaglia, eppure siamo ancora in questa situazione. Abbiamo un governo della regione che già dal 2000 e, se non vado sbagliato, 2018, sì, quindi sono quasi 8 anni, in cui abbiamo anche un governo di centrodestra nella regione. Abbiamo un sindaco di piazza che ormai è al suo 20° anno, quindi 25 anni con una parentesi di 5 in cui non c'era lui, che sta facendo da sindaco della città. Quindi non direi che tutte queste persone al governo dei vari livelli istituzionali si possono permettere di andare contro i singoli, contro le maestre di Marostica, facendo minacce, perché poi sono minacce queste di una denuncia, perché una denuncia penale poi a degli insegnanti ti vanno a rovinare la vita. E tu non hai gestito il problema, quante vite stai rovinando in questo momento dei triestini e a livello nazionale di tanti concittadini italiani perché c'è un problema irrisolto a cui palesemente non vuoi dare una soluzione perché è comodo in campagna elettorale. Semplicemente questo, far mostrare continuamente questi migranti all'aperto quando potrebbero essere tranquillamente raccolti in qualche struttura di accoglienza al chiuso dove operatori sanitari possono verificare che non portino malattie, perché comunque entrano in Italia e potrebbero portare agenti patogeni da paesi esteri, ci sono condizioni di fragilità, ci possono essere minori che andrebbero tutelati in maggior modo per quanto riguarda il diritto sia italiano che internazionale. Quindi palesemente sono utilizzati come una bandierina per poter accalappiare voti sulla pelle però di queste persone e anche di cittadini italiani che ne devono soffrire poi i disagi che comunque sono percepiti, lo vediamo da queste telefonate. Certo, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Francesco Comauli del Movimento 5 Stelle. Allora abbiamo risposto a vari telespettatori che ci hanno chiamato insomma, sul tema di Piazza Libertà. C'è un'altra notizia oggi sul giornale, ne abbiamo parlato ampiamente già nella trasmissione di ieri, questo caso di cronaca, questa tragedia che è accaduta proprio qui a Trieste della morte di una signora all'interno
all'interno del suo appartamento per l'incendio che è scoppiato nella camera da letto. Ora sono in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere l'incendio e pare che la signora fosse una forte fumatrice. Purtroppo poi gli ex colleghi, perché era in pensione, la ricordano come una persona molto appassionata nel suo lavoro di infermiera. Era stata infermiera anche alla struttura per anziani di Casa Bartoli, che è molto conosciuta in città. Questa è davvero una triste notizia, no? Quella che abbiamo sentito ieri. Sì, innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia, ai cari di questa persona che ci ha lasciato comunque in un incidente tragico. Purtroppo sono situazioni quasi imprevedibili, ci sono delle indagini ancora in corso, quello che appunto è emerso dei primi rilievi che potesse essere un problema di un mozzicone, una sigaretta che ha dato origine all'incendio. Comunque vanno anche certamente i complimenti ai vigili del fuoco e ai sanitari che hanno operato in maniera aderente al protocollo, per cui c'è stato un immediato intervento, se ho capito bene si è riusciti a far rientrare anche gli inquilini all'interno del palazzo nonostante l'incendio dell'appartamento. Addirittura è stato appunto improvvisato un triage sotto la pensilina dell'autobus, sì, no? Ci sono state... è stata davvero un'operazione sì, praticamente costruito un ospedale da campo in pochissimo tempo, quindi complimenti assolutamente ai nostri operatori. E se ho capito bene ci sono anche delle ospedalizzazioni comunque per delle intossicazioni. L'intossicazione, certo. Vorrei fare un punto, uscendo un po' anche dalla vicenda locale, perché ogni tanto si sentono queste notizie, la persona che addormentandosi o per distrazione causa un incendio a causa del fumo. Di recente è emersa anche diversi rapporti su quelli che sono i problemi del fumo in Italia. Innanzitutto bisogna dare due statistiche. Una persona su 10 arriva ai 18 anni già fumando, quindi è già un enorme effetto alla popolazione, un decimo, che alla maggiore età arriva già con la sigaretta in mano, e parliamo di praticamente una persona su 4 in età lavorativa, quindi tra i 18 e i 60 anni, che fuma, quindi un quarto della popolazione. Ci sono dei dati che mi sono segnato, li riporto leggendoli per essere il corretto possibile, da parte di Lega Tumori, che parlano di 93.000 decessi di italiani all'anno per cause legate al fumo, e l'impatto sui conti italiani, sul sistema sanitario e poi tutti i costi derivati sono 24 miliardi di euro l'anno. Quindi, a parte quelle che poi sono le perdite affettive, perché perdiamo i propri cari in questi incidenti, o soprattutto poi nei casi di malattie neoplastiche che vengono, sono dovute al fumo, ci sono anche poi degli effetti finanziari da considerare. Io segnalo che c'è in questo momento una raccolta firme di una legge di iniziativa popolare che chiede di aumentare le accise sul fumo per quantomeno rendere meno appetibile il ricorso alle sigarette, quindi sia per i giovani che magari investono i soldi in un divertimento un po' più sano, sia per gli adulti per quantomeno ridurre la quantità di sigarette. Poi ovviamente noi abbiamo la vicinanza con la Slovenia e sicuramente ci sarà... Qui da noi sarebbe il turismo della sigaretta, tornerebbe insomma in auge. Quasi un contrabbando come era ai tempi andati famoso, no? Esatto, di cui si parlava prima con la telefonata del signor Gianni, che ci riportava insomma a tempi passati. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre Gino. Gino, dica. Buongiorno. Volevo dire che queste baruffe che ci sono tra i partiti sul discorso dell'immigrazione clandestina non tengono conto di una realtà. La Commissione europea ha fatto validare dal Parlamento europeo una regola che obbliga gli Stati ad accogliere i clandestini. Infatti l'Ungheria, che si era rifiutata,
ha accumulato miliardi di multe proprio perché non accettava di accogliere i clandestini. Quindi questa regola della Commissione europea è stata votata da tutti i partiti, compreso il 5 Stelle, in Europa. E poi in sede nazionale invece c'è tutta sta baruffa che non bisogna accogliere, eccetera. Hanno votata e quindi la regola, siccome noi siamo sottoposti al regolamento come si chiama lì, europeo, per cui dobbiamo sottostare alle direttive europee, e questa è la realtà. Allora il 5 Stelle, invece di raccogliere le opinioni così generalizzate del mondo, dovrebbe dire qual è la loro linea. L'Europa la vogliono o non la vogliono? L'Italia deve essere uno Stato sovrano oppure deve essere immerso nel discorso, nel calderone europeo? L'euro lo accettate? Vi va bene questo tipo di economia? Questi sono i paletti che un partito deve prima fissare, prima di chiedere poi ai cittadini di aderire o meno. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Allora, questa è la richiesta che fa Gino, no? Dice, sì. Ma il Movimento 5 Stelle come si pone nei confronti dell'Europa, dell'euro? Un riassunto di quello che è successo negli ultimi 10 anni per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Sì. Il Movimento 5 Stelle è nato come forza molto eurocritica, però ha avuto un'evoluzione, nel senso che non va contro l'esistenza dell'Unione Europea, vuole fare in modo che l'Unione Europea diventi un qualcosa di veramente utile ai cittadini italiani e anche ai nostri compagni europei. Per quanto riguarda l'euro non penso che ci sia nessun tipo di ritrosia, siamo nell'euro, potevano esserci posizioni alle origini appena introdotto, poi adesso il sistema è questo e comunque la valuta è entrata in circolo ormai da tanto tempo, è impensabile ritornare alla lira per quanto ci sia ancora qualcuno che possa riproporre questa soluzione. Questa prospettiva. E per quanto riguarda poi quelli che sono gli accordi di Dublino, sugli accordi per i migranti, il Movimento 5 Stelle è sempre stato molto contrario a questa regola del paese di primo approdo. Giuseppe Conte è andato a battersi nel primo governo, il Conte 1, proprio in Unione Europea per riuscire a modificare questi accordi, a ribadire che la gestione del problema migratorio è europeo, la frontiera è europea, non è solo italiana. Quindi il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per andare a modificare queste regole. Io ricordo comunque che nel 2018, quindi il governo Movimento 5 Stelle con la Lega, mentre Giuseppe Conte si batteva per andare appunto in Europa a portare un coinvolgimento maggiore europeo per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, invece la Lega Nord, si è molto più prodigata in quello che è un utilizzo strumentale e propagandistico dell'immigrazione. Quindi rispediamoli a casa, mettiamoli a casa loro, non sono soluzioni a parole che possono essere quelle utili agli italiani, ma solo coinvolgendo gli attori europei. Questo è il movimento, lo sta cercando di fare su tutti i fronti. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono brevissimamente Vladi di nuovo. Dica, ho ascoltato le parole del suo ospite, ma lui penso che siano parole da sé infuggite perché forse gli è scappata, non si è reso conto. Ha detto che una denuncia del sindaco potrebbe rovinare la vita di quella maestra. Quindi, siccome le parole hanno un significato, hanno un peso, vorrei specificasse, perché credo che dentro di lui sappia perfettamente che è stato fatto un qualcosa di illecito, perché altrimenti una denuncia vuota di un sindaco generica non potrebbe rovinare la vita di nessuno. Ma il suo ospite sa benissimo che quella denuncia sarebbe fondata perché sono stati portati dei bambini innocenti a valutare una situazione che non sono in grado di giudicare, e quindi una denuncia potrebbe, parole del suo ospite, potrebbe rovinare la vita di una maestra. Ci chiarisca il suo pensiero, per cortesia. Capito, grazie, Vladi, grazie. Si concentra appunto sulla questione della denuncia. Ma rispondo volentieri a questa domanda e per chiarire anche il punto. Passiamo un attimo di categoria, quelle che sono le querele fatte ai giornalisti.
il giornalista porta una notizia magari scomoda per qualche potente e quel potente lo denuncia facendo una querela e poi il giornalista si deve difendere, perché se questa querela arriva poi a un giudizio in tribunale bisogna pagare gli avvocati, perde tempo per andare al processo, e nonostante abbia fatto un servizio alla comunità. Quindi il giornalista riporta una notizia e poi non viene tutelato per quanto riguarda queste le slap cosiddette, no? Che sono una forma di intimidazione nei confronti degli operatori del giornalismo. Stessa cosa l'ho riportata per quanto riguarda una maestra. La maestra fa il suo lavoro, educa dei bambini, li istruisce e poi si ritrova una denuncia per cui dovrà andare in tribunale, per cui dovrà essere interrogata, per cui cominceranno a esserci delle eventuali voci che girano sulla maestra, sarà all'interno dei riflettori, cioè sotto i riflettori per quanto riguarda l'attenzione, potrebbero arrivare magari delle minacce di persone che hanno interpretato male il fatto, cioè non è una semplice io lo denuncio ma poi se quella persona ha il cuore a posto allora non succede niente, è un meccanismo pesante che viene messo in moto, quindi uno prima di denunciare deve innanzitutto avere gli elementi. Mi pare di aver capito ieri che gli elementi non ci fossero per nulla, è stato spiegato in consiglio comunale, il sindaco ha detto di essersi confrontato con gli avvocati e che non ci sono gli elementi. Ecco, magari prima se si confrontasse con gli avvocati per valutare gli elementi e poi se ci fossero sporgersi pubblicamente per queste dichiarazioni sarebbe auspicabile, non il processo inverso. Non dopo. Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. C'è qualcuno in linea? No, credo sia caduta la linea. Allora andiamo subito in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione, ancora in compagnia di Francesco Comauli del Movimento 5 Stelle e c'è una mail di Davide che dice: Vladi ha detto un'inesattezza, quali sarebbero i reati o le violazioni di cui parla, al di là del suo fastidio personale, una denuncia che mi sembra il sindaco abbia sparato ma i nostri avvocati poi gli hanno ricordato, insomma, la lite temeraria, quindi questo è quello che aveva un po' risposto, no, anche precedentemente al signor Vladi. Allora abbiamo subito una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno a Bucarella, a lei la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Allora, io volevo proporre una riflessione. Questa è una riflessione che si basa su dati di fatto, pertanto invito, diciamo, a chi vuole commentare questo, prima si informi, dopo parli. Perché, diciamo, ho attinto queste notizie, diciamo, in varie fonti ufficiali, no? Allora, qua si parla giustamente di denunce temerarie. Allora, temerarie cosa vuol dire? Vuol dire cercare di gestire la stampa che a livello teorico dovrebbe essere libera. Abbiamo assistito che con il governo Conte, a partire del governo Conte, praticamente l'Italia si trovava al 42esimo posto a livello mondiale per libertà di stampa. Con il governo Conte siamo passati al 49, se non sbaglio con il governo Draghi siamo passati al 53 e il governo Meloni siamo passati, mi sembra, al 54-55, d'accordo? Allora, il ragionamento è questo, che come nasce questa sorta di impostazione di una sorta di dittatura, perché in fin dei conti se si imbavaglia la stampa, praticamente il cittadino non ha più dove attingere informazioni. E allora andiamo a ricerca, andiamo a vedere che il governo europeo ha attuato la famosa direttiva che è stata messa in carico, se non sbaglio, in agosto dell'anno scorso, in cui hanno istituito il cosiddetto Ministero della Verità. Non è proprio la parola esatta, mi sono esame, il concetto è questo, in cui praticamente ha l'obbligo di contrattare
i famosi padroni del vapore, cioè YouTube, Meta, eccetera, eccetera, e gli mette in bocca quello che loro dovranno censurare, quali sono gli argomenti che dovranno censurare. Ora, come questo collegato? Per una questione di a cascata, perché l'Italia, essendo uno dei fondatori dell'Europa, è più sensibile a quello che si fa in Europa che in altri paesi. E questo come si traduce? Con una continua e diciamo insistente erosione dei diritti individuali della persona, quali le libertà impersonali e quali le libertà di professare le proprie idee, le proprie idee politiche e anche di essere contro a quello che fa i vari governi. Ora siamo agli inizi, voglio ricordare che adesso a luglio inizieranno le famose telecamere installate per tutte le nuove automobili, le nuove telecamere intelligenti, ovvero telecamere che decideranno loro in autonomia se multare o levare dei punti da patente al guidatore, e nel caso di un incidente anche l'assicurazione avrà sarà spalleggiata, diranno non ti pago perché è distratto. È tutto quanto un grande piano che si vede su questi piccoli fatti. Grazie, buongiorno. Un grande piano, insomma, dice il nostro telespettatore. Insomma, sì, sono stati toccati tanti punti, cioè anche questa persona si vuole informare e quindi vediamo che ha anche tirato fuori un sacco di sollecitazioni per quanto riguarda tanti aspetti, che però, se vogliamo un attimo racchiuderlo per andare un po' più brevi, è il tema della privacy. Quindi il problema del monitoraggio che ci riguarda come cittadini. Voglio ribadire che non è una questione del se non ho niente da nascondere allora non devo avere paura. Il punto è che poi si può sempre arrivare in una situazione per cui stai facendo qualcosa che è lecito ma a un certo punto diventa da nascondere. Ci sono state delle derive nella corso della storia, nulla impedisce che ci possano essere in futuro, e se ci sono questi strumenti molto invasivi è sicuramente un rischio per la cittadinanza. Di recente c'è stata anche la questione, ne aggiungo una, di chat control, che l'Unione Europea voleva richiedere l'accesso alla messaggistica, quindi come WhatsApp, i messaggini sul telefono, per poter andare a fin di bene, perché comunque l'obiettivo era quello di andare a verificare che non ci fossero problemi di pedofilia, però con una soluzione estremamente invasiva per i cittadini. Ci sono stati poi, non so se questo che nello specifico a cui si rivolgesse nella telefonata, ma casi di persone che si sono ritrovati con i propri account bloccati e segnalati perché si sono scambiati tra marito e moglie le foto del figlio che fa il bagnetto. Cioè, può succedere, ci sono questi che vengono chiamati i falsi positivi. Può sembrare un crimine, non lo era, però nel frattempo c'è anche stato qualcuno che ha guardato quella foto e che non è né il genitore né un parente, ma è un impiegato di Google, Amazon o Microsoft, insomma chi ha queste piattaforme, che è andato anche a verificare poi queste foto. Ci sono i sistemi automatici, ma poi c'è anche un controllo umano, quindi questi dati sono anche visibili da persone del fuori nucleo familiare. Quindi, quindi diventa un problema. Insomma, tocca anche nell'intimo delle persone. È vero. Allora, c'è un suggerimento di Renata riguardo il tema del fumo. Si potrebbe obbligare le fabbriche di cicche, dice Renata, a inserire nel tabacco una componente che dissuada, non invogli o rilasci un cattivo retrogusto in bocca. Ne fumi uno e dopo per un bel po' non ne hai più voglia. Chissà se le grandi lobby del fumo sarebbero propense. Credo proprio di no. Purtroppo sarebbe un sogno, ma un po' come... E il loro business, effettivamente c'è stato quantomeno un loro tentativo di mascherarsi verso una nuova veste. Ci sono le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato e così via, perché cercano un po' di lavarsi via quell'immagine, ma sempre di una dipendenza da nicotina, sempre di problematiche di salute stiamo parlando. Quindi
come in propria immagine stanno cercando di togliersi da quello che è la sigaretta fumata, ma continuano a essere comunque dei venditori di morte, come li vedo io. Allora, Davide ci scrive: io non imputo nessuna colpa, ma lasciare il microfono a telefonate che affermano il falso non va bene. Già i complotti delle scie chimiche, le teorie, insomma, se la prende insomma, con chi aderisce insomma, a teorie complottistiche. Davide, vabbè, cerchiamo di dare spazio un po' a tutti e cercare anche di argomentare per quanto possibile, naturalmente. Sì. Rossana invece scrive: buongiorno, sembra che ieri in Consiglio Comunale il Sindaco abbia detto che consultati gli avvocati non ci siano i termini per alcuna denuncia. Lo diciamo al signor Vladi, sì, è quello che dicevamo prima. Grazie Rossana per averlo ricordato, no? Lo dicevamo prima, insomma, bene, è successo questo. Allora, torniamo invece all'iniziativa, siamo quasi ormai in chiusura, torniamo all'iniziativa del Movimento 5 Stelle, come è andata e a che cosa vi proponete però adesso a partire da questo, no? Da questo che dall'iniziativa Nova Parola all'Italia, qual è l'obiettivo finale, lo scopo, insomma? Proprio ieri sera ci siamo trovati online con tutti quanti i 100 responsabili locali del OST, cioè l'Open Space Technology, che è stato svolto in tutte le province d'Italia, per fare una retrospettiva su come siano andate nelle varie location, da nord a sud, con più o meno problematiche, ma tendenzialmente sono state problematiche marginali, risolte nell'immediato. C'è stata sicuramente un'enorme soddisfazione per quello che è veramente un qualcosa che nessuna forza politica aveva tentato in precedenza. Quindi siamo stati anche in qualche modo noi pionieri, ma anche gli ospiti che sono venuti e hanno partecipato in maniera molto attiva a questo percorso, sono stati pionieri di un qualcosa che non vuole cercare elettorato per il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento sta guardando con estrema preoccupazione la disaffezione in generale per la politica. E questo è un fenomeno che coinvolge tutti, insomma, esatto. A tutti i livelli. No? Per questo motivo in Nova non c'erano le bandiere del movimento, se c'erano esponenti di rilievo, c'era anche stato intervistato sabato ai vostri microfoni Stefano Patuanelli, esatto, era presente ma non ha intervenuto, non ha fatto comizi, non ha fatto nessun tipo di appunto, intervento, proprio perché la parola era all'Italia, non al movimento. Quindi noi stiamo cercando con questa iniziativa di riportare i cittadini a rendersi conto che loro possono incidere sulla politica, possono portare un loro contributo e la somma dei contributi è molto più grande di quello che può essere la somma dei singoli. Quindi ridare la voglia alle persone di partecipare, capire che la politica non è dare solo il voto ogni 5 anni, ma che si può fare molto nel frattempo. E noi stiamo cercando di metterci veramente tutte le forze per andare nella direzione di un maggior coinvolgimento e voglio anche far notare che c'è stata una grande presenza di giovani che sono quelli più distaccati in questo momento dalla politica. Chi l'ha vissuto, chi è più in là con gli anni, per inerzia comunque continua ad andare a votare, comunque continua a interessarsi. I giovani invece arrivano in un contesto quasi sterile, per cui è molto difficile coinvolgerli all'interno di questi processi. E va ringraziato il Network Giovani, che è la giovanile del Movimento 5 Stelle, perché non solo a Trieste ma in tutta Italia è stato veramente un motore per portare avanti questa iniziativa, quindi sono stati tantissimi giovani, proprio anche responsabili degli eventi, che hanno organizzato tutto da cima a fondo, dalla prenotazione delle sale fino all'invito degli ospiti. E quindi c'è una voglia di cambiamento e dare l'esempio, quindi non dire ai giovani partecipate, ma dire ai giovani guardate come stiamo partecipando, è sicuramente un segnale che spero sia accolto. È quello che si può fare, no? Attivamente proprio per partecipare. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda. Adesso, a prescindere da che partito si è, da che idee politiche, ma i fatti accaduti che accadono con questo flusso diciamo abbondante di personaggi da qualsiasi paese, cioè
i fatti accaduti loro vedono o fanno finta di niente? Cioè, fatti criminali, perpetrati proprio la percentuale altissima da questi cari emigranti. Questo loro lo vedono, queste cose, o no? Questa è la domanda che devo fare al signore. Capito, Maria. Ecco, se mi può rispondere. Va bene, adesso proveremo a rispondere. Sì, certo, signora Maria, Grazie, signora. le voglio certamente rispondere perché non è un qualcosa che viene ignorato. Tra le persone che arrivano c'è sicuramente qualcuno che ha degli istinti criminali, qualcuno che ha anche dei problemi psicologici, psichiatrici. L'abbiamo visto anche nel caso recente a Mantova, a Modena, scusi, sì. ecco, Modena, in cui si è subito, diciamo, lì si era puntato il dito sulla questione dello straniero, in realtà è cittadino italiano, cioè immigrato di seconda generazione, con disturbi psicologici che hanno portato però a praticamente un attentato criminale che ha addirittura visto persone gravissimamente ferite, e per fortuna è stato fermato prima che continuasse poi anche a portare avanti questo episodio di violenza. Quindi ci sono delle situazioni veramente rischiose per i cittadini italiani e vanno gestite. Quindi non si può parlare e dire... Non si mette la testa sotto la sabbia, esatto, insomma. cioè, sono problemi che però in questo momento qualcuno ha necessità che rimangano in modo da continuare a instillare paura nella popolazione e portare a votare determinati schieramenti che dicono determinate cose rispetto ad altre. E una notizia dell'ultima ora, proprio battuta poco tempo fa dall'ANSA, è che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha dato ha fornito i dati dei controlli ai confini, no? Che sono stati istituiti ormai nel 2023, a fine 2023, a ottobre, dopo l'attentato appunto del 7 ottobre, sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia, dice il ministro. Tra queste 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a ciò si aggiungono quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700.000 veicoli controllati, 11.000 stranieri irregolari rintracciati, così ha detto, insomma, ha dato questi numeri il ministro all'Interno Matteo Piantedosi, numeri che danno la misura, ha scritto, dell'impegno delle forze dell'ordine per garantire sicurezza alle nostre frontiere, che testimoniano l'efficacia delle misure volute da questo governo per contrastare l'immigrazione irregolare. Questo è il commento, insomma, che ha fatto il ministro. Sì, io vorrei chiedere al ministro di mettersi però anche in paragone con i dati complessivi del fenomeno migratorio, perché parlare di numeri assoluti, 11.000 persone identificate in 2 anni e mezzo circa dalla chiusura dei confini, quante in realtà poi sono transitate in Italia, questa proporzione da un ministro quantomeno dovrebbe essere divulgata per poi dare l'effettiva misura di quello che è stata l'efficacia di questa appunto, iniziativa governativa. Per far capire anche ai italiani se ha senso continuarla o meno, invece qua sembra quasi che per partito preso la si voglia comunque disegnare in maniera positiva. Sappiamo invece che i militari, soprattutto qua a Trieste, zona Fernetti, il confine, molto spesso sono impegnati stanno sottraendo forze che causano, cioè questa sottrazione di forze causa problemi in altre zone della città e della regione. Ci sono meno forze dell'ordine che possono garantire la sicurezza in centro città e abbiamo visto gli episodi recenti. Gli episodi a cui si riferiva, esatto. Fra l'altro anche la signora Maria che ha chiamato poco fa, no? Esatto. Alcuni di questi. Grazie a Francesco Comauli del Movimento 5 Stelle, torni Grazie presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie. Grazie mille e buona giornata agli spettatori. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.